Ai 26 di settembre i vorrà alla riconosciuto ufficialmente il Furlan, tan che lenghe co-ufficiale dal comune, zontan così la malilenghe al portoghese e al venit, fasingle la unica città trilingale di quarta colonia. Il disegno di legge, approvata a unanimità de zonte, guidate dal sindaco Josemar Osmari, è stato proponuto dal fogolar Furlan di Nova Udine, rappresentato dal presidente Hector Giacomelli e dal consigliere comunale e vicepresidente Angelo Simonuz. I vorrà, za Nova Udine, e diventa così la prima città brasiliana a riconoscere ufficialmente la lingua furlane, un atto che al riflette la fuarce e la induranza de sue comunità furlane, la furlanofole più grande dal Brasil, e al ribat la importanza de conservazione de sculturis de immigrazione. Il Furlan al podarà essi doprat in contesti amministrativi, istituzionali e pedagogici, rinforzando i leams za che esisti tra i vorrà e la regione Friuli Vignesi e Giulie. Il movimento di conservazione linguistica e culturale osservato a Ivorà si slarghe anche a Quarta Colonia, che è da ora torna a affermare le sue origini, riconoscendo le sue vere lenghis di eredità storiche, il Furlan e il Venit, in contrapposizione a es narrazioni che a generalizzino o associano al italiano. Plui che un atto simbolico al segne una nuova fase pal comune, la vierte culturale di Vorà e di tutte Quarta Colonia. O sentin il saluto dal presidente Hector Giacomelli e dal vicepresidente consigliere comunale Angelo Simonetti. Mandi a Duce, voi o Sinachia Nove Udin, i Vorà, che il Consiglio municipale ha approvato una legge riconoscendo il Furlan come lingua co-ufficiale dal paese. Mosso e qui col consigliere Nito Simonetti. È stato un piacere ammenare la cultura dei nostri antepassati. È stato un buon team di dismentare. Poi i vioti persone che si collocano a disposizione ammenare la cultura furlana, che sono già 142 anni che sono venuti nel momento di scominciare che è un gran valore in riscatto alla nostra lingua furlana. Il fogolar Furlan di Apostoles in Argentine ha celebrato il suo quinto anniversario, scuvierzint il mosaico donato dall'en Friuli in Talmont a comunità furlane de città. La opera è stata fatta des Surs Bonetti dal Brasil. Mosaicisti che si sono formati a scuole mosaicistiche dal Friuli e pon di riferimento in tutte le Americhe Latine. Il mosaico al complete la stele che si chiate a Plazzoletta Friul, screate in tal 2024, simbol de union des dos culturis e des dos tieris, a testimonianze di lidris che non si può indismenteare. La opera di arte è stata mettuta in tal patrimonio culturale di Apostoles con une ordinanze comunali. In te chiase dal Mate è stata presentata anche il nuovo numero di riviste Vite Argentine in presenza dal presidente al Fogolar Eduardo Cleva e dal presidente al Fogolar di Coloia Caroia Luis Grion. La rivista illustra le attività dai fogolars in Argentina e Uruguay e mantén vive la identità furlana de comunità più grande di discendenti di emigrati furlans tal mont. La rivista Vite Argentine si può consultare sul sito web dall'En Friuli in Talmont, insieme a che altre pubblicazioni dai fogolars in tutti i continenti. E continua la campagna solidarie Mandi che Veronica Cominotti, presidente Famiglie Furlane di Rosari in Argentina, anche in te edizione 2025, e sostiene cul fogolar a benefici de scuole conosciute anche e scuola dall'Espiniglio, frequentate di 25 arleves di età jenfri 3 e 12 anni. Che i fruits han più bisogno a sogni stivai di gome, stan che vivi in te umedal, une larghe aree di zoni sumidis che a fa spar de planure alluvial dal Flum Paranà.
L'impegno in tal Iudà che i mancu la benaz, alla mobilità in che stains, socis e amis, per racquei vistiz e materiai scolastic paiar lev di queste scuole. A campagne si sono unidis l'associazione Famee Venite di Rosari, il patronat Inca e lis aziendis Luvin dal Mont e Guardapolvos dal Cuore. Alle dut parus gnovis al torne lunis, mandi e buine serade.